Io sono Luisa Conventi, sono un'impiraressa, ho iniziato a lavorare ufficialmente proprio aprire una ditta nel 1987, però provengo da una famiglia dove già dagli anni 50 si faceva questo mestiere. Impiraressa infilatrice di perle. Artigianato ha dentro la parola arte. Io mi sono sempre sentita sì un artigiano, però mi sono sempre sentita un po' anche artista, nel senso che per fare dell'artigianato di qualità comunque bisogna metterci del proprio, bisogna avere un po' di fantasia, bisogna avere idee nuove. L'idea anche di questa nuova esperienza con un artista mi attira molto perché poi arricchisce anche me sicuramente. Io mi chiamo Barbara Prenca, sono di origine kosovara, vivo qua in Italia da quando ero piccola. Io sono artista visiva e lavoro tanto con il tessile, e ricamo e anche diversi medium. Nella mia ricerca analizzo tanto la tematica del prendersi cura, comunque del analizzare dei simboli comunque della nostra quotidianità, in cui riscoprire anche le nostre origini, comunque parlare anche di una tematica di ricongiungimento con la nostra storia anche. Quando mi hanno proposto di fare questo progetto mi interessava tanto il senso dell'artigianato proprio. Nella mia pratica riprendo tanto la tecnica manuale. Mi sento molto arricchita a livello di linguaggio, dato il fatto che ho avuto questa possibilità di confrontarmi con Luisa e anche di vedere tutto il suo ambiente artigianale e anche conoscere comunque il suo ritmo quotidiano e anche il suo approccio e il suo modo di lavorare. È un'esperienza che consiglio a tutti gli artisti, perché è un modo anche per capire proprio la propria ricerca individuale artistica, perché arricchisce anche soprattutto la ricerca artistica, ma anche è uno scambio con l'artigiano, che viceversa anche l'artigiano viene arricchito. Mi porta un senso di accoglienza e un senso di comunità comunque che si è creata anche stando insieme a Luisa e anche lavorando anche con anche Giuliana, che lavora da Luisa anche lei, che è un'impiraressa anche lei. Ultimo. Dopo 40 anni di lavoro, approcciarmi con una giovane artista per me è stato una novità, una cosa nuova da sperimentare, da provare, e quindi l'ho trovata estremamente gradevole e positiva. Per il futuro io mi porterò a casa l'idea di poter continuare, nonostante i miei 40 anni di lavoro, di continuare a proseguire questo lavoro, ma in maniera, con un'ottica completamente diversa, quindi non più essere sempre sotto con il lavoro e con la produzione, ma invece condividere appunto con artisti dei progetti nuovi e quindi essere più creativa e quindi fare delle cose un po' diverse da quelle che ho fatto fino ad oggi. Farle doppie in maniera che si allontanano un po' di uno, se no diventava tutto troppo. Sì, più o meno così, sì. La realizzazione, insomma, siamo riuscite a farla cercando di trovare come la conteria, che fanno un po' da finalino, sia perché danno anche un po' più movimento, ma anche per... E poi allora sotto Per il futuro penso di voler incrementare altre collaborazioni di questo genere, artigianali con altri artigiani di Venezia e soprattutto anche di altri luoghi, e di avere una possibilità del genere.